come che ti magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, besse della natura e ricette da imparare. Signori e signori, benvenuti a questa nuova puntata di Gondola. Chissà che parola avrà in serbo Leo. Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cos'è il morbin in veneziano. Dai canaglia, tocca a te. Allora, che cos'è il morbin in veneziano? Raise, poi l'intervista di Del Fontego. Vediamo quale insegnamento ha da darci il proverbio di oggi. Chi se marida de carnevae, slonga e gambe e scurta e vae. Sposarsi con leggerezza, come fosse una carnevalata, è una sicura premessa di un matrimonio pieno di difficoltà. Per oggi è tutto. Oggi il secondo contributo ci viene da un duo comico, gli Sformato Comico. Da dove nasce la vostra passione per il cabaret? Ciao a tutti, da Luca e Francesco. I due imbecilli, no, gli Sformato Comico. Solo lui? No, in realtà più tu che io. Allora, da dove nasce la passione per il cabaret, Francesco? Per te dove nasce? Beh, ce l'ho sempre avuta, è una cosa innata, insomma. Tu no? Sì, A me sembra io so anche da dove è partita, quindi poi lo dico, ma dillo prima te, no? Beh, da Montebelluna, perché sono di Montebelluna, Sì. e quindi ce l'ho sempre avuta, mi è sempre piaciuto far ridere i miei amici, ho detto vediamo se riesco anche a far ridere gli altri in E non ci generale. sei riuscito. No, dai, non sei Ancora per il momento, Anche per me nasce da bambino, ricordo ancora la prima esibizione. addirittura. Sì, ho fatto un marocchino, avevo 10 anni, a una Hai venduto dei tappeti porta a porta. Esatto, mio papà mi ha portato in giro e mi ha detto bene vai, visto che ti piace fare l'attore, vai. E No, arrangiati. no, in realtà ho fatto una parte comica, un marocchino, un matto marocchino molto bene, è andata molto bene e da allora non mi hanno più fatto fare teatro, ho dovuto rifare una cosa Benissimo è programma. andato. Comunque è una cosa che uno ha dentro, diciamo, dai. Certo, certo. Che caratteristiche ha la vostra proposta, la vostra comicità? Bene, allora il cabaret degli Sformato Comico, ma com'è che lo possiamo descrivere, Francesco? Bello. No, a parte bello. Divertente. Allora, noi siamo dei cabarettisti veneti, Certamente. tra il trevigiano e il veneziano, diciamo. Sì, e anche un po' il bellunese perché io sono più verso. Sei di Montebelluna, il fatto che ci sia la componente belluna non significa che sia Tu bellunese. sei mogliano di Venezia, no? Ma siamo lì, sì, siamo stati colonizzati. Comunque, a parte che adesso abito a Preganzero, comunque, a parte questa cosa qui, il nostro è un cabaret appunto veneto, ma con l'ambizione, Certo. l'ambizione di sdoganarsi fuori dal Veneto. Facciamo una comicità di situazione, vari personaggi, dal Gino l'architetto al Muratore. Sì, appunto sempre il muratore, l'architetto, I due preti. Peoccio, i due preti, bravo, i bagnini, il Non lo svegliamo insomma, troppo che poi non. e anche della satira, Satira, certo. la satira. Monologhi. E partendo dalla realtà locale veneta cerchiamo di creare degli stereotipi carini che facciano ridere e che facciano anche riflettere sulla situazione attuale del Veneto e non solo. Che bravo che con sei. l'obiettivo di portarci fuori dal Veneto con la vincita veneta. E perché no, anche all'estero, no? Ma perché no? Sì. Dove possiamo trovare informazioni e date riguardo ai vostri spettacoli? Allora, i nostri appuntamenti dove li trovano? Dove possono sapere dove ci esibiamo? Su tutti gli autogrill, i bagni degli Nei autogrill. bagni ci sono il mio numero e ogni Chiamate tanto pure anche il liberamente, ve tuo. lo do subito 349 06 e poi basta. No, diciamolo, comunque Montebelluna, anzi Caonata, via della Poetessa. No, non sono più lì che c'è no, la i gente. nostri spettacoli, seriamente, a parte quelli che fa Francesco per conto suo, quindi insomma, li potete trovare sul sito www.sformatocomico.it Bravo. oppure
Oppure sulla nostra pagina Facebook, oppure ci chiamano. Oppure ci chiamino, trovate il numero nel sito. Oppure info@comico.it e... Non mi fai il test, devo diplomarmi. No, perché non ti prepari, ti devi preparare perché devi fare anche pubblicità. Oggi un comico non può fare solo il comico, deve fare anche un po' il politico. Anzi soprattutto il politico. Bene, per oggi è tutto. La parola a Leo. Allora, vi avevo chiesto cos'era il Morbin in veneziano. Il Morbin è l'allegria. Ciao ciao. Bene, per oggi è tutto. L'appuntamento è la prossima puntata. Puntuali, che non sia storia del Serentento. Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga. Divo che ti accanta o gusto che ti adiga.